molto probabilmente queste barzellette si conoscono già. Facciamo finta di non conoscerla. Allora, c'è un signore che è molto goloso di olive e allora va al ristorante. Dice, cameriere, mi dia una vaschetta di olive. E le porta. E con la forchettina tenta di colpire l'oliva, fa e va da questa, e va da questa, e va da questa, e va da questa. Mi scusi, cameriere, questa oliva non sta mai ferma. Me la prenda. Poi il cameriere, tenga signore. E già lo credo dopo che l'ho stampata io. C'è l'istruttore che insegna agli allievi raccomandazioni e dice, ok ragazzi, per aprire il paracadute premete il pulsante giallo. Se non si dovesse aprire, premete il pulsante rosso. Se si non dovesse aprire, tirate la cordicella. Va il primo, pulsante giallo, si apre il paracadute. Va il secondo, pulsante giallo, si apre il paracadute. Va il terzo, preme il pulsante giallo, non si apre il paracadute. Preme il pulsante rosso, neppure. Tira la cordicella, neppure. Allora l'istruttore disperato dice, ma prendetelo per le scarpe, gli restano le scarpe in mano. Prendetelo per i calzini, gli restano i calzini in mano. Prendetelo per la felpa, gli resta la felpa in mano. Prendetelo per la camicia, gli resta la camicia in mano. Prendetelo per i pantaloni e gli restano i pantaloni in mano. Prendetelo per le mutande, gli restano le mutande in mano. Prendetelo per il culo, nudo. Scandalizzate nessuno, spero. Allora, spesso a scuola, io almeno, uso la barzelletta, specialmente all'inizio dell'anno, per conoscere subito i ragazzi. Perché già lì, in quell'esperienza, viene fuori lo spirito che hanno i ragazzi, stato d'animo, carattere spesso. E non è male se qualcuno ogni tanto anche nel nostro spettacolo non ha paura a raccontare le barzellette. Io chiedo sempre che sia pulita, poi non si sa mai. Allora adesso iniziamo il secondo tempo dove un gruppo di ragazzi faranno da guida con 2 brani dell'ultimo festival di Sanremo. Subito dopo siete liberissimi anche voi di eseguirli, abbiamo distribuito un po' i fogli. Poi vi inciterò a cantare un po' tutti, faremo solo la guida noi, quindi non abbiate timore per proporvi anche voi in musica dal vivo, al 100%. Quindi chiamo le ragazze, il gruppo delle ragazze che suonano la chitarra perché ci prepariamo e iniziamo subito. Noi.
la borraccia e incontra un altro marocchino e gli dice: mi scusi, lei ce l'ha un po' d'acqua? Niente acqua, io prendo solo cravatte. Dopo 5 chilometri comincia a soffrire la sete e incontra un altro marocchino e gli fa: mi scusi, ce l'ho un po' d'acqua. Niente acqua, io prendere solo cravatte. Dopo 10 chilometri è sfinito e vede un marocchino. Allora va e gli dice: mi scusi, ce l'ho un po' d'acqua. Niente acqua, io prendere solo cravatte. Dopo 1 chilometro va e vede un bar in mezzo al deserto. Allora corre e all'entrata c'è un gorilla che gli fa: mi dispiace, qui non si entra senza cravatta. Ho deciso di liberarti, ma quando vai a casa cosa fai? Ah, prendo l'elastico, faccio la fionda e vado a caccia. No, sei pazzo, vai via. Va dal secondo e gli dice: ho deciso di liberarti, ma quando vai a casa cosa fai? Ah, innanzitutto mi cerco un buon lavoro. E poi nel tempo libero cosa fai? Ah, prendo l'elastico, faccio la fionda e vado a caccia. No, sei pazzo, vai via, vai via. Va dal terzo: ho deciso di liberarti, ma quando vai a casa cosa fai? Ah, mi cerco un buon lavoro e poi mi cerco una fidanzata e poi se va bene ci sposiamo e poi andiamo in luna di miele e poi. Ciao Nico! Dai, com'è? Entriamo in camera da letto e poi e ci chiudiamo dentro a chiave e poi e le tolgo la veste e poi e mi tolgo le mutandine e poi prendo l'elastico, faccio la fionda e vado a caccia. Abbiamo finito? Per salutare e invitare i ragazzi della terza media di Mara, che sono miei alunni, di avvicinarsi. Avvicinatevi che venite insieme agli altri.
impegno. Caruso, e tutti conoscete di Lucio Dalla. Noi abbiamo provato a farle eseguire a due ragazze. Maria Grazia, ormai ha superato l'impatto, tema di Giovanna. Prego. Con un cambio.
Primo, avvicinati per favore. Allora, adesso Primo ci eseguirà un brano molto difficile. È difficile anche per tutti noi. Io ho solamente voluto premiarlo, prima di tutto, della sua lunga militanza, della scuola media. Ricordo, perché io in genere registro durante le prove d'ingresso, le prove vocali di canto. Primo, quando è arrivato in prima, era completamente stonato. Ma sapete quanto era stonato? Ma stonato. Non è che adesso sia intonatissimo, però adesso ce ne darà una piccola dimostrazione. Considerate che il canto è molto difficile. Il mare calmo della sera, che ha presentato Andrea Bocelli al Festival di Sanremo l'anno scorso, quindi è abbastanza impegnativo. Il primo mi ha detto, è 2 giorni che mi tremano le gambe, e farle tremare ancora 5 minuti, siamo a posto. Allora lo incoraggiamo.
contentissimo, perché si possono premiare anche i ragazzi in questa maniera, anche se molte volte in 3-4 anni non studiano, non si impegnano, eccetera, però in qualcosa riusciranno sempre. E poi non è detto che nella vita uno non trovi lavoro proprio nel campo musicale. Oggi, al giorno d'oggi, non si sa mai, un lavoro può capitare così da un giorno all'altro. Non è molto semplice, però le attività che abbiamo, tutta la potenzialità che abbiamo, dobbiamo, il nostro compito in fin dei conti è quello di tirare fuori tutto quello per noi ragazzi. Primo non trema più, però è sudato. finalmente diranno i ragazzi, anche voi, Allora, può darsi che adesso io dimentichi qualcosa, mi sono preso un sacco di appunti, forse è meglio vi lascio perdere. Allora, prima di tutto, prima che dimentichi, vi ricordo che sabato prossimo qui, nei nostri locali, la classe prima A presenterà Festival dell'Amicizia, uno spettacolo di recitazione e canto. Siete tutti invitati.
tutti alle 5:30 sabato prossimo. Allora, prima di eseguire l'ultimo canto, io vorrei ringraziare tutti voi per la pazienza che avete avuto per reggere oltre 2 ore uno spettacolo. Sentite come sono stanchi i ragazzi, perché i ragazzi quando sono stanchi non stanno zitti, parlano di più. Ne approfitto per ringraziare di nuovo voi in particolare, tutti i genitori, gli amici, ex alunni, insegnanti delle scuole elementari, in particolare i miei colleghi che si sono adoperati per presentare il nostro spettacolo. Io mi sono occupato della parte musicale, altri colleghi come la professoressa Cherchi, Rio, si sono interessati per l'organizzazione del piccolo rinfresco che ci sarà, come ormai abitudine, subito dopo il nostro spettacolino. Ringraziamo il professor Bosso perché ha presentato il programma, si è impegnato col computer per predisporre tutti i programmi e gli inviti. Il professor Meloni, che come sempre il nostro grande operatore, filma e cerca di immortalare tutti questi nostri spettacoli che da 6 anni ormai a questa parte stanno diventando dei documenti, perché a scuola esistono tutte le registrazioni da 6 anni a questa parte. Io stesso chiaramente faccio sempre una copia, perché fra qualche anno penseremo ai ricordi, e vi garantisco che tutte le volte che ho un po' di tempo e che vado a rivedere le registrazioni di 4-5 anni fa, dove rivedo gli alunni che oggi sono alle superiori eccetera, fa sempre piacere. Ringrazio il personale ausiliario che, come vedete, ha fatto un po' da servizio d'ordine oltre che aver preparato tutto il salone. Quindi ringrazio di cuore tutti i dirigenti di personale ausiliario, il personale di segreteria, in particolare la preside, che io ho seguito, ha gradito tantissimo anche nel corso dell'anno, durante la preparazione di questi canti, tutto il nostro modo di fare. E non vorrei dimenticare un saluto al sindaco, al nuovo sindaco, un saluto all'ex sindaco, che gli auguro che lavori tanto con nuovo impegno, e auguro al nuovo sindaco, senz'altro lo farà, un in bocca al lupo, e all'amministrazione comunale in generale di lavorare molto per la scuola. Guardate che il futuro di Pozzomaggiore è qua, quindi c'è da lavorare molto su questi ragazzi. Abbia dimenticato qualcosa, ecco, non vorrei dimenticare, è un ringraziamento particolare da parte mia alla signora Tonina Carboni, che in questi anni è stata sempre disponibile, tutte le volte è stata disturbata da me in particolare e dalla nostra scuola. Quindi la ringrazio di cuore, davvero, e auguro ai nuovi consiglieri, alla nuova giunta, al nuovo sindaco, impegnarsi, sono sicuro che lo farà, perché prima o poi questa scuola abbia anche un locale un po' più ampio dove accogliere possibilmente più gente, visto che sono sicuro tanta gente si è avvicinata ma è dovuta andare via perché non si può entrare, non c'è più posto. Vi ringrazio ancora e nell'attesa che la preside magari dica qualcosa, vi annuncio che l'ultimo brano che eseguiremo è la canzone che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo, come saprei, che è molto difficile ma che i ragazzi me l'hanno quasi imposta, io non volevo farla, mi hanno imposto questo brano, lo facciamo tranquillamente, ricordandovi che dal prossimo anno riprenderemo il repertorio sardo. Quest'anno abbiamo fatto una leggera pausa. Solo una parola, ha detto tutto lui, avete visto? Ha fatto tutto lui, ha organizzato, è stato bravissimo. Io devo dire solo fare i miei complimenti ai ragazzi perché veramente li meritano, e auspicando che veramente in tutti i campi si impegnino come si sono impegnati in questo. E poi voglio concludere con una sola parola: grazie al professor Rolando Pianna.